Ben ritrovati a tutti i nostri ascoltatori, un buongiorno quindi con questa rubrica dedicata alle denominazioni comunali e tra queste nella nostra provincia c'è la splendida ciliegia di Castagnero. Ne parliamo con Angelo Irienti che ci parla di questo concorso ciliegia di Castagnero e di questa festa che si svolge proprio a Castagnero durante il fine settimana. Per saperne di più c'è un sito, lo diciamo subito, festadeasiaresadecastagnero.com, dove ci sarà sicuramente il programma e tante informazioni. Un ben trovato quindi ad Angelo Irienti. Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Vicenza, buongiorno anche a lei. Ecco, ci può spiegare come nasce, com'è questo prodotto, la ciliegia di Castagnero, di che cosa stiamo parlando? Allora, la ciliegia di Castagnero è un prodotto molto rinomato, molto anche conosciuto nell'ambito della provincia di Vicenza e non solo. Possiamo dire che è il cardine anche dell'economia locale, seppur è un frutto stagionale, comunque gran parte delle famiglie appunto del paese, quando arriviamo verso la fine di maggio, sono tutte impegnate nella raccolta delle ciliegie che sono appunto coltivate nelle varie proprietà di ciascuno dei produttori. Contiamo all'incirca un 3.000 quintali di ciliegie all'anno, i produttori sono circa una trentina, forse anche di più, e appunto questo prodotto diventa il prodotto, diciamo, cardine dell'economia locale. Tanto che si fa anche una festa, che è questa festa della Siaresa de Castagnero. Quando si svolge? Esattamente, la festa della Siaresa quest'anno è giunta alla sua 33esima edizione, si svolge sempre a cavallo tra la fine di maggio e l'inizio di giugno, sono 2 fine settimana e appunto questa festa celebra il prodotto principe del nostro paese, che è appunto la ciliegia di Castagnero, in particolare la mora di Castagnero, che è il frutto regina di queste, e più che altro la qualità regina di questo frutto, ecco. Quindi si può venire a Castagnero in questo fine settimana e acquistare anche delle ciliegie, una cassettina di ciliegie, qualche chilo. Certo, il mercato è aperto, tra l'altro proprio sabato a partire dalle ore 17 abbiamo organizzato un mercato con prodotti tipici locali, quindi non ci saranno solo le ciliegie, ma ci saranno anche altri prodotti che vengono coltivati qua nella zona dell'area berica, i bisi. Pensavamo anche di avere da punzoli, però purtroppo sono fuori stagione. Comunque venite pure a Castagnero perché troverete delle ciliegie splendide, anche se quest'anno la stagione purtroppo è partita in ritardo e con queste piogge magari abbiamo avuto una produzione di minore quantità, ma assolutamente di eccellente qualità. Quindi sabato 1° giugno stiamo dicendo. Sabato 1° giugno abbiamo la premiazione del concorso La Rossa di Castagnero, un concorso aperto appunto a tutti i produttori locali che portano in esposizione il loro prodotto, le varie qualità appunto di ciliegie, e attraverso il giudizio di una commissione selezionata e comunque qualificata, alla fine ci sarà appunto la premiazione della ciliegia più buona, della ciliegia più bella e, come primo premio, chiamiamolo così, della ciliegia più buona e più bella. Questo il tutto avverrà appunto sabato dalle ore 19 alla presenza di autorità locali, si spera anche di qualche personaggio famoso, e siete tutti quanti invitati quindi a Castagnero per sabato 1° giugno a partire dalle ore 19. Se volete acquistare le ciliegie venite anche prima, perché dalle ore 17 il mercato è aperto. Benissimo, grazie quindi ad Angelo Irienti, un buon fine settimana anche con la ciliegia di Castagnero.